E rieccoci insieme, supportati dall'FNP CISL, parliamo di prevenzione. Frequentemente il sindacato dei pensionati della CISL dedica degli appuntamenti per sensibilizzare tutti quanti noi e non solo le persone anziane, perché il target è col passare del tempo sempre più esteso, ma soprattutto chi è più fragile, chi ha qualche anno in più e tendenzialmente dovrebbe essere in pensione, a stare attenti alla propria salute. Ci sono diverse problematiche, di volta in volta ne abbiamo affrontate con i vari professionisti e sempre con i delegati dell'FNP CISL in studio, e quest'oggi il tema è quello del diabete. È una pandemia, come diceva il nostro medico che adesso vi presento, perché è estremamente diffuso, coinvolge tante persone, si parla di stili di vita, di tipologia di alimentazione, ma non soltanto, anche di fattori di familiarità, fattori genetici. Va curato, le persone vanno seguite, bisogna avere grandissima attenzione e purtroppo molti lo sottovalutano. Per parlare di questo abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio il dottor Narciso Marin, che è il direttore dell'Unità Operativa Semplice di Diabetologia all'ospedale di Castelfranco Veneto, Montebelluna e Valdobbiadene, quindi US 2 Marca Trevigiana. Grazie dottore. Buonasera, è quindi il grazie nostro esperto. Naturalmente per l'FNP CISL c'è Ivano Cavallin, segretario regionale FNP del Veneto, grazie di essere qui con noi. Buonasera. E buonasera anche a Gianni Fabian, Dipartimento Sociosanitario FNP del Veneto. Grazie anche a lei. Buonasera. Allora, un ennesimo appuntamento, ma giustamente vedete, noi guardiamo tanto anche all'aspetto sociale, sociosanitario, che è un po' il vostro fiore all'occhiello, perché ci mettete il cuore in questo. In questo caso il cuore non c'entra, ma potrebbe c'entrare col diabete, poi sentiremo il dottore. Prego. Entriamo subito nell'argomento. Noi nell'ultimo decennio abbiamo fatto una grandissima conquista, la longevità, ed è una conquista dei tempi recenti. Nel nostro paese viviamo molto tra i primi al mondo, però purtroppo, e qua do il dato meno positivo, è che siamo 15esimi come qualità di vita. E questo fa pensare come mai la qualità di vita, soprattutto di una persona anziana, tende a essere, diciamo, in una fase, soprattutto nella fase di invecchiamento, una qualità di vita che perde la sua capacità di essere naturalmente dinamico oppure pronto a rispondere ai bisogni, perché purtroppo avvengono molte patologie, soprattutto legate alla cronicità. Allora, noi ben consapevoli di questo, perché abbiamo davanti a noi la possibilità di vedere i fenomeni che accadono, l'invecchiamento delle persone, i bisogni delle persone, naturalmente avendo ben preciso questo tipo di obiettivo, abbiamo da sempre, soprattutto in maniera organizzata negli ultimi anni, pensato che bisognava dare più impegno alla prevenzione. Infatti. La prevenzione è una scoperta, antica, però dove ha trovato la sua possibilità di essere applicata è soprattutto nelle ultime fasi, negli ultimi anni. Purtroppo bisogna essere molto chiari anche con i nostri telespettatori: di prevenzione non se ne fa a sufficienza. Siamo abituati a sentire prevenzioni sugli infortuni, prevenzioni domestici e così via, però purtroppo la prevenzione sanitaria che riguarda questo argomento non è sufficiente, e dopo magari spiegheremo come pensiamo di proporre per incrementare questo importante settore della salute dei nostri anziani. Allora, perché è importante la prevenzione? Poi vedremo appunto di dare ulteriori supporti. Perché, dottore, questa è una patologia estremamente diffusa. Ci sono dei numeri spaventosi, abbiamo anche una slide di supporto. Prego. Allora, il diabete è una malattia molto complessa, importante, e che sta esplodendo dal punto di vista numerico, sia in termini di prevalenza, cioè di numeri che abbiamo di pazienti, sia in termini di incidenza, cioè di nuovi numeri che abbiamo. A livello mondiale ormai il diabete è arrivato circa all'8-5% della popolazione, ma abbiamo anche il dato del Veneto, che è estremamente importante e interessante, perché su 5 milioni di abitanti vedete che di diabetici noti ne abbiamo
di tipo 1 circa 7.500, di tipo 2 242.000, per un totale di 250.000 pazienti. Il problema è che per definizione per ogni 2 pazienti che sanno di esserlo ce n'è uno che non sa di esserlo, per cui nel totale, vedete, arriviamo a 325.000, con un'incidenza dell'aumento, come potete vedere, dal 1985 al 2022, che va dal 2,5 al 5% al 6,2%. E ogni anno abbiamo circa uno su 200 nuovi casi di diabete di tipo 1, poi spiegheremo che cos'è il diabete di tipo 1, e 20.000 nuovi casi di diabete mellito di tipo 2. A questo, peraltro, si aggiunge anche un'altra condizione che fa sempre parte dell'alterazione del metabolismo degli zuccheri, che è quello che si considera il prediabete o la disglicemia. E questo è circa un 350.000, vedete i numeri sono ormai veramente al di fuori del normale controllo. Prediabete non è secondaria questa cosa, perché quando a volte dicono l'indice glicemico alterato, glicemia alta, eccetera, è un allert, allora non va sottovalutato, non ha il diabete, però attenzione che c'è questo piccolo problema. Certo, e soprattutto in questa serata di prevenzione dobbiamo considerare quanto il prediabete, che è un termine che adesso si usa meno perché adesso si parla di disglicemia, ma credetemi, prediabete era molto più semplice da capire, sì, chiaro. È una condizione che comunque è importantissimo dal punto di vista numerico, è importantissimo perché riguarda anche la diagnosi precoce ed è una condizione che, ahimè, predispone molto al diabete mellito di tipo 2 e soprattutto è comunque una condizione che si associa ad un rischio cardiovascolare, cioè il rischio di fare un infarto, di avere problematiche. Il cuore che torna in gioco. Certo, e quindi aumenta il rischio cardiovascolare. Se noi dobbiamo fare prevenzione della patologia cardiovascolare dobbiamo anche agire a livello della disglicemia o del prediabete. Allora, prima di entrare nel merito e far capire anche magari con degli esempi quando c'è questo rischio, spieghiamo i tipi di diabete, perché è rilevante questa distinzione. Assolutamente sì. Il diabete è una malattia, come vi ho detto, molto complessa ed è caratterizzata da un'alterazione del metabolismo degli zuccheri, dei grassi e delle proteine. Metabolismo vuol dire le reazioni che avvengono all'interno dell'organismo e servono a produrre energia. La sua caratteristica fondamentale è un aumento del tasso di zucchero nel sangue, cioè l'iperglicemia, ma come vi ho detto c'è un'alterazione anche di altre sostanze come le proteine e i grassi. Il diabete è un contenuto di molte malattie, dove il diabete mellito di tipo 2 la fa da padrona perché rappresenta circa il 90% dei diabetici ed è il diabete più caratteristico, quello che compare dopo i 50 anni, come vedremo, ed è il diabete assolutamente più frequente, che rappresenta il 90% delle forme di diabete. Quindi diabete 2. Diabete di tipo 2, è quello tipico della persona matura, anziana, ed è quello che è in esplosione. D'altro canto dobbiamo anche pensare che la popolazione sta andando avanti con l'età, meglio è l'espressione del fatto che noi curiamo meglio i nostri pazienti anziani, ma chiaramente sta aumentando enormemente il diabete di tipo 2. Il diabete quindi di tipo... ci si rilascia qualità della vita, che diceva il segretario. Certo, certo. Il diabete di tipo 1 invece è il diabete che insorge tipicamente al di sotto dei 30 anni, anche a 3 anni, 5 anni, 15 anni, ed è il diabete dove tipicamente non c'è più produzione di insulina perché si innescano una serie di meccanismi che vanno a distruggere in maniera selettiva le cellule del pancreas che producono insulina. È tipico dei ragazzi giovani magri, come vedete nella tabella che abbiamo preparato, il rapporto tra le due forme di diabete, appunto il diabete di tipo 1 molto meno frequente, giovani, prima dei 30 anni, solitamente sono sempre pazienti magri, a differenza del diabete di tipo 2 dove il sovrappeso è uno degli aspetti fondamentali e responsabili dell'insorgenza della malattia. Ciò che caratterizza le due forme è che nel diabete di tipo 1 c'è questa parola un po' difficile ma che cerco di spiegarvi, l'autoimmunità. Che cosa significa? C'è tutta una serie di patologie nell'ambito medico che
è caratterizzata dalla produzione di sostanze che si chiamano anticorpi, che vanno a distruggere, si chiamano autoanticorpi, in maniera specifica delle cellule dell'organismo, come l'artrite reumatoide, la malattia di Sjögren. E il diabete di tipo 1 è tipicamente una malattia autoimmune. C'è la completa e precisa distruzione delle cellule del pancreas che producono insulina. Quindi di insulina non ne viene più prodotta, quindi l'unica terapia è fare l'iniezione dell'insulina, che solitamente si fa 4 volte al giorno. Mentre il diabete di tipo 2 è associato all'obesità. Di insulina ce n'è, non ci sono gli anticorpi, autoanticorpi che vanno a distruggere le cellule del pancreas. Quindi è meno grave in certo qual modo. Qua si associa a tutta una serie di alterazioni che poi possono diventare importanti e serie. Di diabete si può guarire? Allora, di diabete noi quando affrontiamo i nostri pazienti diciamo noi le diamo un'esenzione del ticket e questo significa che noi ti diamo un'attestazione di cronicità della malattia. Il diabete comunque è una malattia che rimane, si può convivere assolutamente con il diabete imparando a gestire questa malattia. Un messaggio positivo che voglio subito dare è che nell'ambito diabetologico noi abbiamo una quantità enorme di farmaci nuovi. Questo è legato probabilmente al fatto anche che è una malattia così frequente dove gli investimenti dal punto di vista finanziario sono enormi. Quindi abbiamo veramente dei farmaci meravigliosi che possiamo usare. Questo è in parte un mio mantra che è il dire come io non so quando andrò in pensione perché ho troppe cose importanti da dare ancora ai nostri pazienti. Tutta questa parte innovativa è meravigliosa, fondamentale, quindi è importante ed è il messaggio che io voglio dare sempre ai miei pazienti. Cioè continua la ricerca, ci sono investimenti nella ricerca in ambito farmacologico, forse non altrettanto a livello preventivo, dopo ne parleremo meglio insieme, quindi di tutta un'attività di diagnostica che deve essere fatta, però qui si affida molto allo stile di vita, alla qualità di vita che deve condurre la persona e quindi un'autoresponsabilità individuale fondamentali. I casi, e ce ne sono, ce l'hanno anche raccontato diversi anche insegnanti, eccetera, riscontrati di giovani che hanno il diabete, sono sovrappeso, però è il diabete di tipo 2, non è un diabete invece di quelli che insorge in età giovane. Queste persone hanno una qualità di vita che può essere in qualche modo compromessa, hanno delle aspettative di vita diverse. Che situazione si presenta in chi non ha tanti anni, quando un domani arriverà a quegli anni, perché il tempo vola e tanti giovani non se ne rendono neanche conto, poi improvvisamente ci si trova a 60-70 anni e ai noi. La sua osservazione è assolutamente corretta, nel senso che rispetto a un tempo noi vediamo molti più pazienti diabetici di tipo 2 giovani, ma in questo caso è inevitabile che sia associato a un problema di sovrappeso importante, perché è comunque il sovrappeso, l'obesità che è alla base della insorgenza del diabete di tipo 2. È chiaro che in questi pazienti noi dovremmo cercare di ottenere un comportamento, una modifica dello stile di vita che possa far sì comunque, al di là di un inizio di una terapia farmacologica, che ci sia una prevenzione dal punto di vista di una modifica dello stile di vita. Comunque il diabete di tipo 2 nel paziente giovane, ahimè, è in aumento. Nel paziente invece che ha una certa età, quando diventa pericoloso? Quando stiamo parlando di anziani, di pensionati, eccetera, quando bisogna agire seriamente anche con una dieta appropriata. Poi non si parla più di diete privative, ma di qualità di sostanze che vengono immesse, di abbinamenti, insomma cambia anche il modo di intendere la dieta. Allora, noi abbiamo la fortuna di vivere nei paesi mediterranei. La dieta mediterranea è stato dimostrato che è la miglior dieta per il paziente diabetico, che è una dieta assolutamente contenente gli zuccheri complessi, ovvero pane, pasta e riso nel 50-60%. Come spesso dico ai miei pazienti, o pane o pasta o riso. Cioè, o pane o pasta. Nell'adeguata quantità che solitamente il dietologo spiega al paziente, dove l'olio d'oliva rappresenta un aspetto fondamentale della dieta, dove le proteine non devono essere assunte in quantità eccessiva,
preferibile il pesce alla carne rossa sicuramente, dove la verdura la fa da padrona, dove esiste anche la possibilità di mangiare frutta, cioè la dieta mediterranea è la miglior dieta per il paziente diabetico. Però, perfetto, siamo proprio noi mediterranei rispetto agli orientali, per esempio, che accusiamo questa patologia con maggior frequenza. Dove sta il problema? Il problema sta nell'aumento dell'obesità soprattutto e nel fatto che l'aumento maggiore del numero di nuovi casi è in realtà nelle zone del sud-est asiatico, nelle zone dei paesi più poveri dove si comincia a mangiare sicuramente in maniera diversa. D'altro canto l'alimentazione comunque è un aspetto fondamentale perché è stato dimostrato come popolazioni che vivono in paesi dove si mangia meno, si corre di più, si lavora di più e si passa ad una zona industriale, aumenta decisamente il numero di nuovi casi di diabete e quindi l'alimentazione, l'attività fisica, l'uso di cibi ad alto contenuto calorico, la bassa assunzione di fibre comfort food, comporta un aumento dell'insorgenza del diabete. So che anche lo stress comunque ha un ruolo, adesso ci sono alcuni studi che stanno valutando anche la componente dello stress, che quanto può influenzare anche l'aspetto del diabete oppure no, però comunque quando si va in pensione c'è un cambio dello stile di vita. E lì possono insorgere magari delle conseguenze perché la persona comunque assume una tipologia di vita diversa, mangia magari di più, si permette la pausa pranzo, può ingrassare anche, alcuni anche mettono su chili e non fanno la dovuta attività fisica. Quindi cosa bene assolutamente tener conto, quindi lei che nella sua veste autorevole si sta rivolgendo ai nostri telespettatori che sono lì, che hanno appena cenato. Nella mia veste autorevole e anche di persona che ha lottato tutta la sua vita con il problema del sovrappeso e lo ammetto ed è un problema indubbiamente che c'è. Sicuramente il problema dello stile di vita è un problema fondamentale, il problema è che non è facile da applicarsi. Cioè noi dovremmo essere per certi aspetti anche seguiti, soprattutto per chi ha un problema importante di sovrappeso, perché dare una dieta in mano non vuol dire niente, tu devi poi seguire il paziente, devi cercare di aiutarlo anche con le palestre della salute, con l'attività, insegnandogli ad andare a camminare almeno 40 minuti al giorno, quindi un'attività fisica che sia sempre associata anche a un'alimentazione. In fondo il peso non è altro che una bilancia tra quanto noi mangiamo e quanto noi consumiamo. È inutile dire io mangio poco, ma se ti muovi poco non consumi e così aumentare l'attività motoria è sicuramente importantissimo dal punto di vista della globalità del messaggio che noi dobbiamo dare. Ecco, questo messaggio chiedo un po' a lei. Il dottore ha citato peraltro le palestre della salute, ha citato di essere seguiti un certo iter. Allora, punto primo, palestre della salute, sono bellissime, sono tra l'altro seguite da personale esperto, piccolo problema, costano tanto. Costano più delle palestre normali, per cui sono per un'elite sostanzialmente, eppure tu devi portare poi, quando vai a fare il controllo periodico, la certificazione della palestra della salute che attesta che hai fatto un certo iter. Se parliamo di pensionati, oddio. Sì, con le nostre pensioni è un po' difficile poterselo permettere. Essere seguiti la stessa cosa, non tutti si sentono, perché sono tanti, come diceva il dottore, i medici quelli sono, le strutture quelle sono e i pazienti sono tanti ed bisogna essere seguiti forse in modo ancora più capillare, perché effettivamente c'è un aspetto anche psicologico, non è così facile a una certa età dimagrire, oppure si dimagrisce male, che è peggio ancora perché poi si torna a recuperare col diabete non si scherza. Quindi allora, intanto ringrazio il dottor Marin per la disponibilità, perché io ricordo che il distretto che segue il dottor Marin consta di 250.000 circa abitanti, il distretto di Asolo, Castelfranco, Montebelluna e infatti che non è solo quello. Se penso ai diabetologi che operano in quelle strutture, li contiamo in numero 2,5. Questo per dire che quanto difficile è fare prevenzione con questi numeri, vuol dire, perché arrivare ad avere un appuntamento con il diabetologo
È un'impresa, a meno che non ci sia un'urgenza comprovata, ma allora a quel punto. Però non è così facile accedere ai servizi sanitari in questo momento e noi come federazione anche su questo siamo impegnati, perché la carenza di medici e degli specialisti è un tema che veramente che poi determina tutta la filiera per non arrivare a interventi che compromettono fisicamente i nostri pensionati e non solo i pensionati. Bisognerebbe insistere e caldeggiare l'intervento anche qua della Regione perché ci sia fatto un investimento, cioè bisogna tornare a reinvestire in sanità. In questi anni purtroppo qualcosa è andato perso. Voi però collaborate con la Regione per un progetto, vero? Sì. Di prevenzione. Questo non diciamo che più che una collaborazione è una partecipazione attiva, perché la politica della Regione nella prevenzione diciamo, è stata negli ultimi anni, si è basata negli ultimi anni nella ricerca, diciamo, di coinvolgere la popolazione, ecco, diciamo così, no? Attraverso le comunità attive che dovrebbero essere formate in tutte le amministrazioni locali diciamo, del Veneto. Vengono create diciamo, delle finalità che si chiamano gli obiettivi che si richiamano al vivo bene nel Veneto, e queste entità coinvolgono diciamo, all'interno della comunità, coinvolgono i gruppi, coinvolgono il volontariato, coinvolgono il terzo settore. Io ad esempio ho dei casi, perché li vivo direttamente, dove è stata promossa attraverso l'azione delle comunità attive, ad esempio la formazione di gruppi di cammino, addirittura gruppi di cammino lento e gruppi di cammino normale, dove accanto alla camminata, all'appuntamento, c'è anche la questione sociale, c'è la palestra, c'è la rete delle palestre. In sostanza la Regione purtroppo, diciamo, viste anche le risorse scarse di cui è dotata, ha diciamo, sviluppato un'azione di promozione a livello territoriale, ed è almeno qualcosa. Assolutamente. Noi vorremmo molto di più, perché giustamente veniva detto, quando noi parliamo di movimento degli anziani, pensiamo che gli anziani hanno due problemi. Il primo è la sicurezza. A Mestre chi è che si muove, faccio l'esempio a Padova, per fare la passeggiata in città? È quasi impossibile, perché l'anziano vive la questione della sicurezza come un elemento di, naturalmente, a cui ha una certa sensibilità. C'è un coinvolgimento. Poi, come sono presi i nostri percorsi, le nostre strade, no? Sono piene di buche molte volte, no? Come si può pensare? Allora, è un ragionamento estremamente complesso, non buttiamo la croce sempre addosso a chi purtroppo trova anche delle difficoltà. Anche l'ambiente esterno ha una sua, diciamo, bella dose di rischio. Allora, noi siamo per la promozione dell'associazionismo, dell'incontro, diciamo, della collaborazione, dove le persone possono mettersi insieme con l'obiettivo di stare bene insieme. Che è fondamentale. Allora, quando non si sta bene invece, quali sono i sintomi, dottore? Tornando a bomba al problema, perché queste possono essere delle importanti soluzioni, ma quali sono? Cosa stare attenti? Allora, i tipici segni di un diabete che insorge sono la polidipsia e la poliuria. Che cos'è? L'avere tanta sete e andare a fare tanta pipì. Questi sono i segni dell'iniziale scompenso del diabete, quando è già in fase importante, e va considerato. In questi casi dovete parlare con il vostro medico di medicina generale. Chiaro. Solitamente questo si associa alla perdita di tanto zucchero con la pipì, quindi un'altra manifestazione solitamente presente può essere l'infezione a livello genitale, sia nel maschio che nella femmina. Cominciare a avere turbe del visus, cioè vedere un po' stranamente, non avere più la capacità di focalizzare. Questi sono i sintomi più importanti, ma il messaggio che dobbiamo dare è che purtroppo il diabete è una malattia abbastanza silente, cioè uno può avere le glicemie elevate che possono dare problemi e non avere nessun disturbo. Infatti il messaggio è questo: quando noi
per necessità. Voi stavate prima parlando della esiguità di noi diabetologi e dobbiamo riaffidare i pazienti ai colleghi della medicina generale. Diciamo sempre, noi non vi stiamo dicendo che non avete più il diabete, voi dovete farvi seguire dal vostro dottore facendo gli esami ogni 6 mesi. I furbi o sedicenti tali che dicono tanto io non sento niente sono quelli che poi ritroviamo con qualche problema molto serio. Problemi molto seri, va bene precisarli, possono, lei lo diceva, sono veramente importanti. Assolutamente sì. Ci dica alcuni, non per spaventare, però per spaventare. No. Beh, ma basta capire che allertare. Lo zucchero è energia super per l'organismo, sempre che si mantenga a certi livelli. Quando supera costantemente questi livelli, dà danno a livello dei vasi. Sostanzialmente il diabete è una malattia vascolare e i primi danni del diabete sono a carico degli occhi, poi sono a carico dei nervi, poi sono a carico dei reni. Pensate che il 40% dei pazienti diabetici di tipo 2 può avere problematiche di tipo renale, ma oltre ai piccoli vasi c'è anche un danno ai grandi vasi. Il diabete è una delle principali cause di malattia cardiovascolare importante, quindi di danno cardiaco, di danno cerebrale o di danno agli arti inferiori. E il diabetico purtroppo ha da 2 a 4 volte più possibilità di avere malattie cardiovascolari, quindi il diabetico deve essere seguito, deve essere trattato. Le parlavo prima di questi nuovi farmaci. Oggi come oggi fare il diabetologo non significa curare la glicemia, che è importante, ma prevenire la malattia cardiovascolo-renale, e i farmaci che abbiamo oggi sono dei farmaci che servono a trattare e a prevenire anche questi danni. Tutto facendo e attuando una terapia precocemente. Questa terapia deve essere chiaramente gestita tra noi specialisti e il medico di medicina generale. Quindi ci deve essere questa collaborazione assolutamente fondamentale. Quindi questo è molto importante, perché effettivamente quando la persona esce dallo specialista difficilmente poi torna sempre dal medico per medicina generale per essere seguito, e lì c'è anche il resto del problema, che ne abbiamo parlato anche tante volte, dei medici di medicina generale, anche lì riescono a fare quello che riescono a fare e non è possibile. Quanto gioca l'aspetto psicologico, dottore? E quindi che cosa deve fare anche i familiari, che sono la compagna, moglie, il marito, di chi ha avuto la diagnosi di diabete? Perché tante volte si trascura questa componente, certo, e invece è rilevante. Guardi, quando noi facciamo diagnosi di diabete, solitamente inviamo il paziente per il colloquio con la dietista. Io cerco sempre di inviare sia il maschietto che la femminuccia o viceversa, nel senso che ci sia sempre la collaborazione all'interno della famiglia. Perché? Perché poi la dieta non può essere solo per uno, deve essere una dieta che in qualche maniera viene attuata un po' da tutta la famiglia. Perché sono abitudini, come diceva prima, sono abitudini scorrette che ci sono in famiglia, l'utilizzo di tanti grassi, le dosi, le proporzioni, la ritmicità con cui si mangia il cibo, no? E poi che vengano fatti in maniera adeguata i controlli. Quali controlli, dottore? Allora, i controlli devono essere fatti quelli tipici e classici della glicemia, della glicata, che è l'esame più importante del diabete, perché è l'esame che dice come è andato la glicemia nei 2 mesi precedenti, perché uno può fare quello che vuole per il tempo precedente al controllo, poi stare 3 giorni senza mangiare, avere una glicemia perfetta, ma la glicata è una spia che la tua glicemia nei mesi precedenti è andata male. Quindi l'esame della funzione dei reni, l'assetto lipidico, cioè i grassi del sangue, fondamentale. Dato quello che vi ho detto, cioè il rischio cardiovascolare, il paziente diabetico deve avere un obiettivo di colesterolo cattivo molto più basso rispetto al paziente non diabetico, e i controlli che periodicamente devono essere fatti a livello elettrocardiografico, a livello del fondo dell'occhio, che serve per vedere non quanto un paziente ci vede, ma per vedere se il diabete ha dato dei danni agli occhi. L'esame delle carotidi, perché le carotidi rappresentano 2 grosse arterie e in qualche maniera esprimono qual è lo stato dell'apparato vascolare del paziente. Quindi sono tutti esami che noi periodicamente facciamo fare, tra l'altro sono tutti esami in esenzione del ticket. Ecco, lei l'ha ripetuto anche prima, l'esenzione del ticket, questo è importante, non accorcia le liste d'attesa, è un dato di fatto, però almeno aiuta economicamente. Certo. Resta il problema però dei tempi di attesa tra
una diagnostica e l'altra, e voi siete i primi a dire che sono rilevanti questi tempi. Assolutamente sì. Noi stiamo cercando di organizzarci, anche perché purtroppo la coperta, come parlavo prima con Gianni Fabiani, la coperta è con il direttore, la coperta è quella, quindi non è che noi possiamo dire facciamo di tutto. Abbiamo cominciato a lavorare molto con i medici di medicina generale, siamo partiti con la telemedicina, cioè cercando di trovare delle possibilità di gestione, cercando di dare priorità a chi ne ha più bisogno rispetto a chi può essere gestito anche in maniera più semplice. Purtroppo ci troviamo di fronte alla marea montante, al numero sempre più grande di pazienti che hanno anche problematiche importanti. E per certi aspetti, lo pensavo l'altro giorno, è una cosa, credetemi, che dispiace, perché di fronte alla possibilità di usare questi farmaci meravigliosi, noi talvolta non vediamo neanche i pazienti, perché prima non ce la facciamo a vederli tutti quanti. Certo. È un problema esistente e reale. Grazie dottor Cavallini, la ringrazio tantissimo, è Grazie stato estremamente chiaro, sarebbe bello poter continuare la nostra chiacchierata, magari avremo ancora l'opportunità di farla. Dobbiamo chiudere. Una battuta proprio velocissima di chiusura. Questo è il nostro, diciamo, la finalità che noi attualmente andiamo a sostenere è quella di la prevenzione a capo di tutte le azioni. Una mia carissima collega diceva che per ogni euro investito in prevenzione ne risparmiamo 10 in cure e anche in sofferenze. Noi dobbiamo tutelare le nostre persone e sappiamo che una persona malata e di malattie tante volte che si basano su cronicità sono persone che soffrono anche sul piano stesso della dignità. Certo, allora ne parleremo ancora a questo punto, poi sarà necessario. Grazie a Ivano Cavallin, segretario regionale FNP del Veneto, grazie a Gianni Fabian, Dipartimento Sociosanitario FNP del Veneto, grazie dottor Narciso Marin, direttore dell'unità operativa semplice di diabetologia dell'ospedale di Castelfranco, Montebelluna e Valdobbiadene. È stato prezioso il suo suggerimento, preziosa l'attività svolta dall'FNP CISL per sensibilizzare tutti quanti voi, tutti quanti noi su queste patologie, soprattutto su porre l'attenzione sullo stile di vita corretto e la prevenzione. Naturalmente si può fare anche giorno dopo giorno senza necessariamente andare a ricorrere sempre alla diagnostica, perché se uno si comporta bene, se fa un po' di sport e mangia bene, insomma già metà del lavoro potrebbe in qualche modo essere fatto. Buon proseguimento cari telespettatori, grazie di averci seguito, rivedete poi sul web le nostre puntate, buonanotte, ci vediamo domani.